Sono 11 finora i casi di febbre West Nile registrati dall'inizio dell'estate nella nostra regione. Un dato definito non allarmante dalle autorità sanitarie regionali che dal 2007 hanno attivato specifici controlli nelle aziende sanitarie e ospedaliere. Dopo il caso scoppiato anche a Mira, il sindaco rassicura. Nessuno deve mettersi in testa strane idee, non è un virus che si passa tra persone, ma viene portato in alcuni rarissimi casi dalle zanzare e ci stiamo attrezzati. La malattia provocata dal virus veicolato da alcune zanzare nell'80% dei casi non presenta sintomi, nel 20% causa febbre simile a una leggera influenza e nello 0,1% può evolvere in forma più grave. Ci sono tantissime zanzare un po' dappertutto. Un po' zone un po' limitrofi da qua, una carneficina, neanche da uscire da casa. La Regione dedica stanziamenti specifici, in totale finora pari a 1,5 milioni di euro. Da parte loro, dichiara l'assessore regionale alla sanità Coletto, i cittadini possono svolgere un ruolo importante per evitare la proliferazione delle zanzare attraverso l'adozione di semplici comportamenti. Appello rinnovato anche da Dori. La prevenzione in questi casi è fondamentale perché il comune fa quello che deve fare, ma anche i cittadini possono dare una mano con delle buone e semplici pratiche. Anche quest'oggi, ad esempio, sul sito del comune sono state messe delle informazioni, poche semplici regole che però possono aiutare a combattere queste nuove malattie che vengono trasmesse anche dalle zanzare, ma con cui possiamo far fronte, anzi dobbiamo far fronte tutti insieme. Evitare ristagni d'acqua, mettersi anche delle protezioni, utilizzare le zanzariere, quindi precauzione come sempre aiuta a risolvere i problemi all'origine. Qualcuno ha già iniziato. Ci aiutiamo solo con le classiche zanzariere, quindi cerchiamo di tenere chiuso. Poi il tempo in questo periodo non ci aiuta, fa tanto caldo, quindi evitiamo di uscire nelle ore calde e quando usciamo fuori utilizziamo delle protezioni. Sui repellenti da poter utilizzare è disponibile una guida nel sito della Regione.